defibrillatori per San Mauro. Uno è stato posizionato in comune, quindi se qualcuno va in comune tocca averlo dei problemi, avremo un defibrillatore, quello senza sponsorizzazione però, perché l'ha già visto la giornalista. Uno viene donato grazie alle sponsorizzazioni, ribadisco, all'Istituto 1, che è questo, e uno viene dato all'Istituto 2 alle 11 della Chiesa. Un altro va a finire a Pescarito di un'azienda privata dove avremo poi un incontro con altre aziende, perché secondo me a Pescarito disponibili ce ne devono poi essere di più. L'iniziativa può proseguire, nel senso che se ci sono ulteriori opportunità, alcune delle nostre scuole l'avevano già il defibrillatore, quindi probabilmente questo va in sostituzione di quello che andrà dall'estero. In questo modo copriamo il più possibile il territorio. La stessa cosa succederà, noi lo consegneremo dalla Chiesa, magari dalla Chiesa quello che c'era dalla Chiesa andrà alla CAFI, perché questi sono con un totem e quindi sono più difficili da muovere, i defibrillatori sono anche disponibili. L'importante è che il maggior numero di nostre scuole siano coperti da defibrillatori. I totem in realtà sono uno perplesso. Quindi niente, quindi qui c'è Sofia, come dice il Presidente del Consiglio, gliel'abbiamo detto anche a voi, quindi lei si è fatta portavoce. E credo che, sperando di non averne mai bisogno, perché è sempre meglio non averne bisogno, però è meglio se c'è, nel senso che capita una volta nella vita può essere. Quindi A quanto pare danno solo il regalo è per voi. Perfetto. Riusciamo a fare una foto di Facciamo gruppo una come foto di l'altra corner, volta? facciamo una foto di gruppo. Voi sapete